L'appuntamento meteo di sabato 3 gennaio, le correnti miti di Libeccio saranno sostituite nei prossimi giorni da venti freddi di matrice artica che determineranno un marcato calo termico e forti venti settentrionali, in particolare domenica e lunedì. Al momento non sono attese precipitazioni. Oggi nuvolosità alta e sottile interesserà gran parte della Liguria, con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato. Annuvolamenti bassi al mattino sui versanti padani centro-occidentali, in attenuazione durante il giorno. Nel pomeriggio in temporaneo aumento nello spezzino, ma senza fenomeni, per il resto situazione invariata. I venti tendenti a disporsi da nord, anche moderato tra la notte e la mattinata sul settore centro-occidentale della costa, in attenuazione dal pomeriggio. Mare molto mosso per onda lunga da sud-ovest, temperature minime in calo lungo le coste, specie nelle aree soggette al travaso da nord, stazionarie nelle aree interne. Previsione per la giornata di domenica 4 gennaio. Il cielo sarà velato su tutta la regione per la presenza di nuvolosità medio-alta, talora piuttosto spessa, specie in serata. Nubi basse sui versanti padani, in temporanea attenuazione nelle ore pomeridiane. I venti saranno forti da nord con rinforzi di burrasca, come da avviso sul settore centro-occidentale della costa, moderati settentrionali a levante. Mare stirato sotto costa con residua onda lunga da sud-ovest in scaduta, molto mosso, increspata al largo, temperature in diminuzione.